Ok, a posto? Sono a posto? Dai, sì, va bene Secondo così, me dai. questo Okay. No? Ok. Sigla. Buongiorno o buonasera, non so a che ora ci state guardando. Io sono Ilaria Milana, sono una libraia, sono una formatrice e con me c'è Giovanni De Carli. Sì, io sono un imprenditore, innovation manager. Per il lavoro utilizzo il Business Model Canvas, lo utilizzo da tantissimi anni. E questo cosa ha fatto? Ha fatto sì, questo non eravamo preparati su questa Dai, cosa qua, no? questa Su è questa una no, novità. ha fatto sì che io abbia preso un po' una deriva su alcuni punti, tant'è che prima fortunatamente hanno tagliato, abbiamo iniziato a registrare, abbiamo iniziato a discutere animatamente sul tema del video di quest'oggi, Sì, delle partnership chiave. Però a questo punto ti lascio la parola perché c'è una questione teorica proprio. Faccio prima un inquadramento un pochino generale su cui siamo perfettamente d'accordo tutti quanti. Quello delle partnership chiave in particolare è il problema dei problemi. In Italia in genere una delle cose che si sente dire più spesso, soprattutto quando si va a trovare degli imprenditori, non so i librai, in questo caso non mi esprimo, è sì, ma se lo faccio io, come lo faccio io, ci metto meno tempo, viene meglio e quindi non ho bisogno degli altri. È difficile trovare qualcuno che sia realmente aperto alla partnership, a lavorare insieme agli altri, mentre per l'innovazione in particolare, l'innovazione che non vuol dire fare solo delle cose nuove, fare qualcosa che abbia un impatto, dei benefici rilevanti, concreti sui clienti, sull'ecosistema all'interno del quale noi ci muoviamo e sui clienti, per innovare e fare rete è oggi un fattore critico di successo mostruoso. Parliamo di partnership e qual è un po' il tema su cui ci si confronta? Però ci si confronta perché ogni mercato ha la sua peculiarità. È dove mettiamo, lo anticipiamo, poi lo riprendiamo dopo, ma dove mettiamo i distributori. Allora, il mercato delle librerie è un mercato dove i distributori hanno un ruolo importante, dove la filiera è una filiera con delle peculiarità abbastanza particolari. E quindi la discussione era, ma il distributore, ma lo mettiamo nelle risorse chiave o lo mettiamo nei partner chiave? Ecco, abbiamo parlato delle risorse chiave la volta scorsa. Le risorse chiave sono quelle risorse senza le quali non possiamo generare valore per i clienti target a cui ci rivolgiamo. I partner chiave che cosa sono? Secondo me sono qualcosina di più. Io direi, riprendiamo lo schema che abbiamo già condiviso, sul quale voi avete lavorato e avete costruito il vostro modello di business. Ecco, il partner chiave è all'estrema sinistra, nell'area dell'efficienza, ma che ha a che fare, se vi ricordate, l'area dell'efficienza taglia a metà anche l'area della proposta di valore, è quell'area dove andiamo a scrivere tutte quelle realtà, quelle organizzazioni, anche quelle persone, quegli individui, che, e qua adesso do una mia definizione, che ovviamente è frutto un po' dell'esperienza, un po' anche diciamo di come vedo io il mondo, a prescindere dal Business Model Canvas, tutte quelle persone, quelle organizzazioni e quelle imprese, quelle aziende che stanno al nostro fianco nella generazione del valore e che coinvestono con noi su questa generazione del valore. Cioè, dal mio punto di vista, se io vado a mettere nell'area delle partnership chiave una impresa, mi aspetto che questa impresa abbia nella sua area delle partnership chiave abbia il mio riferimento e che io non sia un semplice cliente o una risorsa chiave o comunque, peggio ancora, soltanto un costo per lui. Quindi il partner, secondo me, deve essere veramente chiave, veramente strategico nella generazione del valore, se no è una risorsa chiave. Allora, prima di scendere nel dettaglio, vediamo un attimo l'altra faccia della medaglia, che però è una faccia della medaglia, quindi è il punto di vista di un libraio che conosce il contesto, il mercato, come si diceva
quando ero ragazzino si dice il giro del fumo, no? Quindi perché il fumo poi si gira e prende delle strade. Sì. Però che cos'è in ambito libresco il partner chiave e chi può essere un partner chiave? Poi diamo un po' di definizioni e anche qualche regola per scoprire come può essere fatto e chi può essere. Allora, riprendo un po' la discussione che c'è stata prima con Giovanni, prima di iniziare questo video, appunto rispetto ai distributori. Secondo la mia prospettiva, in un modello classico di libreria, per cui non nell'esempio specifico che abbiamo fatto nei video precedenti, in un modello classico di libreria i distributori sono a buon diritto nell'area delle risorse chiave, dei partner chiave, perché non sono risorse interne, sono comunque esterne, e perché senza un sistema distributivo alle spalle la libreria non può esistere in quanto tale. Naturalmente questo sia vero per un modello di funzionamento di una libreria classica. Nell'esempio specifico che abbiamo portato avanti durante questi video, che si rifacevano a invece una piccola innovazione che la libreria vuole fare rispetto a un segmento di mercato specifico che abbiamo identificato nei genitori, in particolare le mamme. Ecco, rispetto a quella specifica proposta di valore, il distributore non è un partner chiave, perché la proposta di valore è focalizzata su tutt'altro. Però andiamo un po' più magari nella definizione. Sì, andiamo un attimo nella definizione, poi lo riprendiamo, perché il distributore non lo è il partner chiave in questo tipo di del contesto, diciamo, della libreria esempio. Libreria esempio. Però entra un nuovo elemento, un altro elemento della filiera, ma lo vediamo dopo. Allora, come riconosco un partner chiave? Allora, e questo, attenzione, quello che sto per dire non esclude il distributore. Attenzione, perché il distributore può avere anche i requisiti che adesso andiamo a descrivere. C'è una variabile fondamentale che siamo dimenticati anche di dire prima, è che il distributore in ogni caso è un partner chiave nella misura in cui col distributore ho costruito una relazione. No? Certo. Quindi una relazione solida e tendenzialmente ci si augura positiva, se no diventa com'è che l'ho chiamato prima, un problema chiave. Sì, diventa un problema, può diventare un problema chiave. Beh, in effetti può diventare un problema proprio perché è un partner chiave. Ecco, se non funziona lui, non funziona la libreria. Perfetto. Ritornando invece indietro, facciamo un rewind, riavvolgiamo sul video precedente dove si parlava anche di attività chiave. In questo caso probabilmente potremmo annoverare, non lo so, la gestione delle relazioni con il distributore, o con i distributori se uno ne gestisce più di uno, come un'attività chiave. E anche volendo, dipende appunto se per esempio la libreria è focalizzata per esempio sugli acquisti, per esempio ha grandi acquisti, riesce a comprare tanto e quindi a ottenere margini più bassi. Questo, per ottenere questo ha bisogno di relazioni col mondo distributivo più dedicate rispetto magari a una libreria che è più focalizzata su altri elementi della proposta di valore e quindi ha un sistema di acquisto, ma non è chiave nella sua proposta di valore. Per esempio, immaginiamo un'altra libreria che invece focalizza sull'organizzazione degli eventi o sulla creazione di comunità di lettori. Ecco, in quel caso non necessariamente è chiave la relazione con l'attività, non è chiave l'attività di relazione con il partner distributore. Ecco, continuando a parlare di cose chiave, quindi diciamo che questo video è un seguito di quello precedente, perché stiamo parlando di cose chiave. Quello che sta dicendo è che la scelta delle attività chiave, delle risorse chiave e delle partnership chiave è strettamente legata al modello di business che io sto implementando per un particolare segmento di mercato. Assolutamente. Quindi questo è la dimostrazione, diciamo, o la prova del 9, la conferma del fatto che il modello di business mappato sul Business Model Canvas consente proprio di mappare di dare ordine
Vi ricordate che c'era quell'immagine con il groviglio di cavi che poi diventava un ordinatissimo gomitolo, se non ricordo male, giusto? Sì, sì. Perfetto. Ecco, il business model canvas ci consente di fare un pochino d'ordine e di sciogliere i dubbi e le incertezze che noi abbiamo. Adesso, a parte il teatrino, lo scambio di prima, noi abbiamo capito che in un determinato modello di business, perché si è selezionato un target particolare, il distributore non è il partner chiave, diventa una risorsa necessaria, chiave, importante, ma non è partner chiave. In un modello di business differente, dove invece il volume degli acquisti è elevato, o forse anche la velocità, il giro del magazzino è elevato, allora il distributore deve diventare un partner chiave. E questo mi consente anche di introdurre un altro concetto. Deve diventare un partner chiave, o meglio, deve essere consapevole di essere nostro partner chiave, non deve essere nostro partner chiave a sua insaputa. Questo è assolutamente fondamentale. Quindi i partner chiave sono partner chiave anche quando sono consapevoli di questo e ovviamente non sfruttano questo ruolo per, io dico, tenermi sotto scacco o comunque per rischiare di mettermi in difficoltà o per minacciarmi. Sì, c'è da dire appunto che essendo chiave è importante che siano partner affidabili, quindi la scelta dei partner chiave è fondamentale. Assolutamente. Perché andando proprio sul teorico c'è una definizione ufficiale. Il partner chiave sono quegli attori, persone, aziende, associazioni o enti che concorrono e collaborano alla realizzazione della proposta di valore e senza i quali la creazione non è possibile. È ovvio che una libreria intesa come genericamente, così come la immaginiamo tutti, poiché vende libri, ha bisogno di un sistema di distribuzione alle spalle per rifornirsi, e in quest'ottica molto grossolana, diciamo, è senz'altro un partner chiave. Naturalmente poi invece nello specifico, quando si va a lavorare su una singola impresa, che è una libreria, ma ci sono tanti modi per interpretare questa attività, possono essere chiavi altri partner. E magari adesso andiamo a fare anche qualche esempio specifico rispetto all'esempio che ci siamo portati dietro nei precedenti 8. Finiamo un attimo, vediamo ancora un po' di definizioni e poi dare qualche regola anche per costruire per costruire e mantenere qualche partnership chiave. Quindi abbiamo detto che il partner chiave crede in ciò che faccio e in ciò che faccio e in come lo faccio e in qualche modo coinveste su di me. Coinveste su ciò che faccio e come lo faccio. Coinvestire vuol dire, non è detto che lo faccia con dei soldi. Può farlo in tanti modi, dando supporto, dando dritte, dando informazioni, indicazioni, un servizio in più. Anche il distributore, immagino, possa affiancare la libreria in tanti modi, dando servizi. Assolutamente, può farlo il distributore, lo può fare il promotore, lo può fare anche l'editore stesso. A volte, anzi spesso, ci sono rapporti diretti con le case editrici con i quali si organizzano tante cose che poi diventano proposta di valore. Quindi nell'esempio dopo magari potremo trovare qualche elemento di questa filiera tra i partner chiave? Nell'esempio ce l'abbiamo messo. Allora, quali sono le 3 regole per costruire e mantenere, quindi mantenere attiva, mantenere positiva la partnership chiave? Allora, qua rientrano in gioco lo scopo e in qualche modo l'identità, i valori. È importante, attenzione, non è indispensabile, non è che se questo non c'è non posso stabilire una partnership chiave, ma è molto più faticosa. Io devo fare in modo che il mio scopo sia in qualche modo allineato col suo scopo. I miei valori abbiano delle intersezioni, dei punti di contatto con i suoi valori, perché se questo non succede è tutto molto più faticoso da gestire, più faticoso da portare avanti. Il secondo punto è identificare qual è, io dico, il valore che si può scambiare, il beneficio reciproco, si dice win-win, no? La logica win-win su cui si basa la partnership. È ovvio, se la libreria non vende, il distributore non vende. E se il distributore è un distributore, lo possiamo definire illuminato, sicuramente ce ne sono,
mi mette nelle condizioni di vendere e mi dà quel supporto che può essermi necessario per vendere ancora di più e vendere meglio, così compro di più e mi servo sempre di più da lui. E l'altro punto, un punto fondamentale da cui non bisogna mai distrarsi, è proprio quello del confronto, ascolto e costante allineamento. Quindi una partnership chiave è basata su queste tre cose: un allineamento di qualche tipo, anche parziale, ma in parte ci deve essere, su scopo, identità e valori. Quindi qualcosa deve risuonare fra le due realtà. Siccome poi si parla sempre di una relazione, cioè il libraio non ha un rapporto con una società di distribuzione. Un libraio ha un rapporto con il distributore come individuo, come persona, con un referente all'interno del distributore, e ci deve essere una qualche diciamo una qualche intesa. L'altra cosa è avere chiaro quali sono i benefici reciproci e poi un costante allineamento. Non perdersi mai di vista e non distrarsi mai, perché solo così si è sempre perfettamente allineati e e con una telefonata, con uno sguardo, con un cenno si può superare magari un problema che potrebbe nascere nei momenti di maggior confusione. L'anno del libraio ce ne sono diversi. Sì, l'anno del libraio è un altro percorso. Sì, assolutamente sì. Ecco, tu hai parlato, così, hai voluto dare in questo video questa centralità alla distribuzione. A questo punto però vorrei cogliere l'occasione anche per sottolineare, adesso negli ultimi periodi ci sono stati dei problemi con un distributore, perché c'erano riarrivi, i libri arrivavano in ritardo, gli scatoloni magari non erano integri, quindi questo ha generato dei problemi. Ecco, quella è la dimostrazione di come una proposta di valore, quella del distributore, viene inficiata dall'incapacità di presidiare correttamente i canali, la comunicazione, perché poi molto spesso non si sapeva quando i libri non arrivavano, quando non arrivavano, eccetera, e di certo anche le attività. Ecco, lì è quel problema che si è riversato sull'attività delle librerie rispetto al partner distributori è proprio l'esempio dell'incapacità di tenere sotto controllo con coerenza tutti gli aspetti del business model sul quale si basa. Ecco, una cosa importante: non trascuriamo mai il fatto che i nostri clienti e i clienti distributori, quindi le librerie, hanno delle aspettative. Le aspettative sono sul livello standard di servizio, su un valore standard che deve essere rispettato. Si parlava di tempi di consegna, così come di integrità del confezionamento. Attenzione, sull'integrità del confezionamento sì, perché se la scatola non è integra, probabilmente anche il contenuto ha subito qualche problema, qualche danneggiamento. Ma se arriva tardi i libri, arrivano tardi anche per il cliente della libreria. Quindi con il doppio svantaggio, il doppio, diciamo, danno, sia per il libraio che magari perde vendite, ma anche per il distributore, perché nel momento in cui perde vendite il libraio, gli perde anche il distributore. Certo. Però io lascerei questo argomento, ritornerei sul nostro esempio della libreria Esempio, Okay. che ha immaginato una proposta di valore specifica per i genitori, fatta di attività di vario genere, il doposcuola per i bambini, i workshop per i genitori, un settore specifico dedicato... L'ossigeno per le mamme, mi ricordo. L'ossigeno per le C'era mamme. anche il post-it ossigeno mamma. Sì, l'ossigeno per mamma. Sì, l'ossigeno mamma era proprio un momento fisico in cui alle mamme veniva data la possibilità di workshop, di parlare di temi sull'educazione, e nel frattempo un laboratorio per bambini le consentiva di stare tranquille rispetto ai figli. Ecco, rispetto quindi a questo specifico esempio abbiamo immaginato questi partner chiave. Per esempio una cooperativa di ragazzi che vanno a prendere i bambini a scuola e li portano in libreria, in modo da fare in modo che non ci siano tempi e che ci sia continuità dal momento in cui il bambino esce da scuola al momento in cui la mamma lo viene a prendere nel pomeriggio in libreria, quando le è comodo, quando le è possibile. Abbiamo immaginato tra i partner anche le scuole,
perché abbiamo immaginato che una serie di attività dove le scuole non solo possono essere veicolo di informazione, ma possono essere anche luogo dove reperire alcune risorse, per esempio di insegnanti che possono gestire dei workshop o altro. Tra i partner abbiamo immaginato anche dei fornitori di alimentari, perché se offriamo il dopo scuola dei bambini che escono alle 4 del pomeriggio, forse dobbiamo immaginare anche una merenda. Quindi questo può essere anche il bar Sì, può essere, la diciamo o la che realtà vicino, sul assolutamente, territorio. diciamo che poi questo poi magari lo vedremo anche rispetto agli aspetti degli impatti sociali. Ok. Questo lo vediamo. È ovvio che se le partnership sono, come dire, fanno riferimento al territorio, questo aiuta il territorio a crescere e a vitalizzarsi, quindi diciamo è un criterio che base, anche ecologicamente ha senso. Abbiamo messo tra i partner chiave anche gli editori, perché abbiamo immaginato un settore con dei libri specifici che vanno a risolvere dei problemi specifici delle mamme, e quindi forse qui abbiamo bisogno degli editori non solo per avere i libri, ma anche per discutere con loro quali sono i libri migliori da collocare in quel settore, senza contare che gli editori spesso sono dei partner nell'identificazione di scrittori con cui organizzare workshop o anche laboratori per i bambini. Ultima partner chiave, abbiamo immaginato una software house. Abbiamo visto che molto probabilmente alcune attività, alcuni canali, alcune relazioni verranno gestite informaticamente, digitalmente, e quindi abbiamo immaginato tra i partner chiave, nel senso che devono essere quelli giusti, una software house in grado di fare quello di cui noi abbiamo bisogno in termini digitali. Ecco, mentre parlavi, notavo, non ci sono i distributori, ci sono gli editori. No, perché è un progetto particolare, non è tutta la libreria. Però quello che abbiamo detto prima, e qua faccio un po' di marcia indietro, ma insomma ci sta, perché il mondo delle librerie è un mondo un po' particolare. È vero, la singola libreria può non essere nell'area dei partner chiave del distributore, così come la singola libreria può non essere, a meno che non sia una grande libreria particolarmente innovativa, può non essere nell'area dei partner chiave del singolo editore, però diciamo una comunità di librai, quindi un'associazione, una rete, una comunità di librai può essere nell'area delle partnership chiave di un distributore o di un editore. E in quel momento la comunità, la rete, l'associazione riveste un ruolo importante, quindi è un interlocutore e un partner chiave anche per un distributore e anche per un editore. In effetti lo è, perché aiuta a segnalare tutta una serie di cose. Diciamo che in un business model canvas di un distributore classico, quindi nel suo insieme, non rispetto a un progetto specifico o uno specifico problema, il libraio è tipicamente nell'area del cliente target. Andando in conclusione, parliamo quindi dell'esercizio che, come al solito, riguarda il Business Model Canvas su cui state lavorando ormai da 7 video, 8 video? Sì, siamo all'8º, quindi sì, 7 video. Da 7 video. Si tratta di analizzare, come abbiamo detto può essere un po' più complicato forse, analizzare l'area dei vostri partner chiave, che come abbiamo detto è funzione di tutto quello che c'è alla destra dell'area delle partnership chiave, perché come abbiamo visto nella chiacchierata che abbiamo fatto con Ilaria, in funzione della scelta dei segmenti di mercato, del valore proposto che vado a generare, io poi vado a identificare partner chiave che possono essere anche differenti. Concentratevi su quello che c'è a destra, sui segmenti target, sulla proposta di valore, sulle attività chiave, risorse chiave, e identificate quelli che realmente sono i partner che possono fare la differenza, che possono portare un contributo significativo e rilevante nella generazione del vostro valore, della vostra proposta di valore, su quello specifico o su quegli specifici segmenti target che avete scelto per questo esercizio, per questi allenamenti.
Fatto questo, ci rivediamo nel prossimo video, che è il nono, per parlare del futuro, per cui degli impatti sociali e ambientali nel Business Model Canvas. A presto!